anche quando c'era il discorso della fumata bianca del conclave, tutti scommettevano per il Papa italiano, invece hai visto com'è andata, quindi mai fare tabelle o altro, sì. Noi altri qua siamo vicini a Schiavon, che io tra l'altro fin da piccenino mi ha confessato che ero Parolin. Ah, vedi. Sì, io mi ricordo ogni volta che c'avavo le macchinette alla standard, andavo a confessarmi. Ogni volta che arrivava a casa Postal Market, sì, ho capito, sì, vabbè. Sì? Ci passavo delle ore, Renzo. Mi ha dato l'indirizzo di un oculista bravo, devo dire la verità. Pensa, giravano già, che aveva già scelto. Ecco, perché allora Prevost ha scelto Leone XIV e la dinastia dei Leoni, dei papi, è stata importante perché Leone X aveva fermato Attila, XIII ha fatto una sorta di affidamento a Michele Arcangelo, un esorcista, cioè insomma hanno avuto ruoli importanti nella storia. Leone XIV, nel caso Parolin fosse stato eletto. Parolin, dicono, essendo di Vicenza, avrebbe scelto un gatto XVI. Sempre per stare alla famiglia dei Filini, no? Leone, adesso che sono arrivato. Salutiamo tutti gli amici di Vicenza e salutiamo anche ovviamente il cardinal Parolin, che non se la prenda in Quando caso. andavo a confessarmi ha sempre avuto un Parolin di conforto per tutti.